Presidente, è una presentazione che sinceramente io almeno non mi aspettavo, perché pensavo alla solita presentazione fatta tra noi, invece ne è uscita una presentazione con tanta gente, con tanti supporter, con tanti sponsor che ti appoggiano, e tu hai parlato giustamente di progetto che si sta ampliando, si sta facendo ancora più importante. Beh, eravamo 2 anni fa insieme quando tu mi dicesti non sarà facile a Conegliano. Non lo è, non l'è stato, il progetto è molto ambizioso, però penso che sia testimonianza di quello che hai visto anche questa sera, che il processo sta continuando a crescere, la gente si sta appassionando a questi colori e a questa maglia, i giovani, la nostra prima risorsa, per cui tutto noi facciamo questa bellissima cosa che si chiama Ruker, è la linfa, veramente la benzina di tutto questo. Genitori coinvolti, sponsor coinvolti, amici, cioè la presenza di questa sera solo 4 anni fa era la presenza per il derby con Mestre, cioè era il sold out di Mestre. Dico, impensabile, siamo fatto un amichevole a fine di pre-season, avevamo 500 persone a vedere un amichevole, questa sera il flusso di persone è cresciuto ancora, dunque siamo felici, siamo contenti. Immagino. Inizia il campionato, Montecatini, parlavo prima con Agnello, Montecatini è una delle favorite, però insomma questa Ruker ci tenterà, mi ha detto, e già lo ha fatto l'anno scorso per un piccola cosa sfuggita, però bene, diciamo, anche come allestimento di squadra. Abbiamo cambiato molto, abbiamo cambiato forse anche quello che era un po' la tipologia di squadra che avevamo sempre visto a San Vendemiano. Abbiamo creduto tanto alla visione del coach, gli abbiamo dato fiducia, con lo staff tecnico Gherardini e il nuovo inserimento di Chiumenti hanno fatto in modo che ottenesse quello che desiderava. Abbiamo dato fiducia a questa nuova visione, sicuramente ci vorrà un po' di pazienza, non è una squadra facile da mettere insieme, soprattutto per come i ragazzi sono abituati a stare in campo e come sono stati in campo negli anni passati, oggi messi tutti insieme. Penso di aver fatto con i miei collaboratori una squadra da 10 decimi che possono stare tranquillamente in campo, è molto fisica, molto più pesante. Speriamo che sia l'anno giusto per vedere maturare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto adesso, anche se l'anno scorso alla fine è stata comunque la stagione con il miglior risultato di piazzamento per la nostra società. Presidente, in bocca al lupo e buona stagione. Viva il lupo e grazie.